senza filtri. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, eccoci a Alta Tiratura, siamo su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi. Per quanto riguarda i numeri e le classifiche c'è poco da aggiungere rispetto a quanto detto la settimana scorsa, quando abbiamo raccontato quali erano i libri più venduti dell'anno. C'è però un altro numero sul quale possiamo ragionare per un attimo, e cioè che quest'anno è scomparso letteralmente, finito nel nulla, 1 milione di lettori, che è un dato direi inquietante. Peraltro anche, diciamo, le cifre complessive dei 3 libri che stanno in cima alla classifica, che sono, ve lo ricordo, Cazzullo, Di Cher e La Giannone, hanno dei numeri nettamente più bassi rispetto ai primi 3 del 2023. Quindi insomma la lettura è in calo. Questo, diciamo, inverte un po' la tendenza positiva che si era innescata durante gli anni del Covid, paradossalmente, ma forse non troppo, perché la gente era costretta in casa e quindi leggeva di più. Ma adesso passiamo ai libri della settimana, ma più che altro è il personaggio della settimana, che è l'antropologa Ida Magli. Ida Magli si festeggia il centenario della nascita tra 2 giorni, è un personaggio straordinario, è stata la più grande antropologa italiana ed è stata un po' dimenticata per motivi, diciamo, anche direi strettamente politici. Non le si perdonava un anticonformismo di fondo, non le si perdonava il fatto di essere passata da sinistra a destra, non le si perdonava neanche il fatto di essere stata una collaboratrice di lunghissimo corso del giornale di Indro Montanelli, motivo per cui Ida Magli è stata anche una mia collaboratrice stimatissima, e alla quale ho fatto scrivere dei pezzi che poi citeremo, che non sono mai stati raccolti peraltro in volume. Beh, Ida Magli, appunto dicevo, è stata la più grande antropologa italiana, e il suo dal punto di vista scientifico, il suo libro più importante è appena stato ripubblicato da Rizzoli e dalla Burr, e si intitola Il mulino di Ofelia, ed è uno studio tra uomini e dei. C'è l'introduzione di Giordano Bruno Guerri, che è stato a lungo collaboratore, amico e anche in parte erede delle carte della Magli, e quindi nessuno è più titolato di lui per introdurre questo grande personaggio. Poi viene pubblicato sempre in questi giorni un altro titolo della Magli, che è Gesù di Nazareth, la storia che nessuno conosce. Anche questo ha l'introduzione di Giordano Bruno Guerri, e anche questo è uno dei suoi libri più importanti e più famosi, diciamo che lei osserva anche Gesù dal punto di vista dell'antropologa. L'antropologa è lo studioso che studia le società umane nelle loro caratteristiche fondamentali, e in particolare il loro rapporto, ad esempio, con il cibo, con il sacro, e quindi con la politica, con i temi più importanti della nostra vita. Per capire che personaggio fosse Ida Magli, vi leggo qualche stralcio preso da un suo libro intervista, che è del 1996, fatto sempre con Giordano Bruno Guerri. Si intitola Per una rivoluzione italiana, adesso è nel catalogo di Baldini e Castoldi, e naturalmente questo è, come dire, una descrizione per difetto del suo pensiero. Andrò giù con l'accetta, però è per farvi capire che personaggio abbiamo perso 10 anni fa. Innanzitutto c'è un punto di vista che può scandalizzare, e che infatti ha scandalizzato, sulla democrazia, che lei definisce un'allucinazione testuale e un inganno testuale anche questo. Cioè, in sostanza, se dovessimo adottare il linguaggio dell'antropologia, come fa lei,
Dovremmo dire che la democrazia è un tabù, cioè una parola magica che ci fa pensare che lo Stato sia sempre tollerante e benevolo nei nostri confronti, cosa che lei diceva assolutamente non è. Infatti la soluzione, diciamo, per ehm, per estendere la libertà del cittadino è quella di limitare il potere dello Stato, posizione che è, diciamo, tipicamente liberale. E naturalmente la Maglie scrive che nessuna società può sopravvivere senza rispettare alcune regole e senza essere amministrata, e quindi questo tipo di potere, diciamo, residuale non può e non deve essere eliminato. Però il potere va chiamato con il suo nome e va assegnato esplicitamente nei limiti di una gestione amministrativa a tempo determinato, cioè lei addirittura prefigurava una società che peraltro poi ha trovato realizzazione in alcuni stati dell'Asia, Singapore ad esempio, una società in cui non c'è un Parlamento, c'è una specie di consiglio di amministrazione di CDA a tempo. Il CEO, come si dice adesso, l'amministratore delegato pone degli obiettivi, se gli obiettivi non sono raggiunti il CDA può licenziarlo e cambiarlo. È un approccio che può sembrare strano, forse non è fattibile se non in piccole città-stato come Singapore, però è un aspetto interessante del pensiero e certamente ci aiuta a comprendere quali sono i reali rapporti tra noi e lo Stato. Poi c'è una parte molto divertente sul voto, che lei riteneva un rito sacro, a suo dire straordinario. È indubbio che la scena del pezzo di carta colorato, della matita, della croce da tracciare su un simbolo, degli scatoloni con la fessura dove inserire la scheda, della conta manuale di questi segni rappresenta, come meglio non si potrebbe, l'annientamento dell'uomo occidentale nei confronti del potere. Sarà difficile per lo storico o l'antropologo di domani capire che non si trova davanti al reperto di una cerimonia tribale dell'Africa nera. Ecco, decisamente scorretta dal punto di vista politico, ma andiamo avanti perché non è finita. Infatti il tasto più dolente che toccò la Maglie era quella dell'immigrazione, e diciamo che non ebbe problemi a chiamare le cose con il loro nome. In sostanza, in questo libro, poi in altri e negli articoli anche poi pubblicati sul giornale, lei dice che l'immigrazione di massa dai paesi musulmani rischia di avere un impatto disastroso. Lo diceva nel 1996, siamo ancora lontani dall'11 settembre che cambierà tutto e aprirà gli occhi a molti. Dice che il dibattito sullo ius soli era roba d'accademia, che le proporzioni epocali del fenomeno migratorio non erano ancora chiare a tutti, ma lo sarebbero diventate, e poi dice che quello che noi rischiamo, di quello che noi mettiamo in gioco è la laicità dello Stato, il fondamento della nostra cultura. Dice testuale: è indispensabile una legislazione rigida per fare in modo che almeno non ne arrivino troppi. Ripeto, gli islamici sono una popolazione forte, con una religione forte, non possono in alcun modo essere integrati nel nostro contesto, come in nessun altro contesto. Vedi l'esempio francese, anche se lo volessero, ma naturalmente non lo vogliono. L'integrazione è impossibile già al livello che sarebbe indispensabile delle leggi, perché il Corano è un codice sia civile sia religioso. Poi prosegue e dice che in ballo ci sono libertà che noi abbiamo conquistato a prezzo di guerre secolari, anche fratricide. Questo rende l'Islam fortissimo e immodificabile, perché un testo sacro non si può manipolare secondo i bisogni. Questo significa anche che tutto quello che noi abbiamo così duramente conquistato nel corso della storia, ossia l'affermazione di un'etica scissa dal sacro, è incompatibile con la loro visione del mondo. Noi non dobbiamo imporre a loro la nostra. Ed è questo un passaggio che sottolineerei, perché ci fa capire come siamo lontani come non siano proponibili le accuse di razzismo o simili alla Magli. Noi non dobbiamo imporre a loro la nostra, è una cosa che abbiamo fatto in passato, qui si riferisce al colonialismo europeo, ed era una violenza gravissima,
ma proprio perché sappiamo bene a quali irrimediabili conflitti si va incontro, abbiamo il dovere e il diritto di prevenirli. Chiarissimo, naturalmente, per questo le costò, diciamo, l'amicizia di falsa forse di molti suoi colleghi. Ma un altro dei cavalli di battaglia della Magli era contestare l'Unione Europea. Ci dice che in sostanza è un altro tabù, è come la democrazia, cioè noi diciamo Unione Europea, facciamo le cose perché ce lo chiede l'Unione Europea, ma l'Unione Europea, dice lei, non esiste, perché dice dal punto di vista antropologico non esiste popolo dove non esiste lingua comune e nella comunità europea se ne parlano più di 30 di lingue. Inoltre fu la prima in assoluto a contestare il giorno dopo che vennero firmati praticamente i trattati che superavano il mercato comune per dotare l'Unione Europea di nuove istituzioni politiche e di una moneta comune, l'euro. E disse che l'introduzione di una moneta comune, dell'euro, si sarebbe rivelata una grave violenza dei governanti sul popolo. Infine conclude dicendo che la ricchezza dell'Europa, come del resto dell'Italia, sta nella sua infinita varietà, cioè l'omologazione portata da ottenersi attraverso l'ideologia del politicamente corretto, alla lunga finirà con rovinare il vecchio continente. È francamente difficile darle torto, ma adesso vi voglio leggere, prima di passare ad altro, anche alcuni dei pezzi, dei frammenti in realtà dei pezzi che Magli scrisse per il giornale e proprio per le mie pagine. Le chiesi una volta di scrivere un pezzo sul politicamente corretto osservato dal punto di vista dell'antropologa, non quindi del polemista o dello studioso di scienze politiche e di storia delle idee. Arrivò in redazione questo pezzo, vi leggo l'incipit. Il politicamente corretto costituisce ovviamente la forma più radicale di lavaggio del cervello che i governanti abbiano mai imposto ai propri sudditi. La corrispondenza pensiero-linguaggio è infatti praticamente automatica. Inserire una distorsione concettuale in questa corrispondenza significa impadronirsi dello strumento naturale di vita cui è affidata la specie umana, l'adeguamento del sistema logico cerebrale alla percezione. D'altra parte, sono i governi attuali che impongono ai propri sudditi questo tipo di comportamento, anch'esso in qualche modo incluso nel politicamente corretto. Insomma, una critica radicalissima. Diceva poi che il politicamente incorretto aveva qualche cosa di sadico e criminali che non aveva confronti nella storia, e anche questa, appunto, questa presa di posizione le procurò tanti nemici. Ma alla fine conclude dicendo: nessuna voce critica che io sappia, nessuna protesta, nessuna denuncia si è alzata nei confronti di chi ha, con l'improntitudine di un potere assoluto, imposto il primato del potere politico sul pensiero e sul linguaggio, definendolo esplicitamente come tale, politicamente corretto, non corretto da un punto di vista politico, ma corretto dal potere. E politica e potere sono la stessa cosa. E adesso ci ascoltiamo una canzone che ha a che vedere con il fumo della sigaretta e poi vedremo perché.
Bene, ci siamo sentiti l'intera Rock and Roll Suicide di David Bowie, che inizia Time Takes a Cigarette, cioè è tempo di fumare una nuova sigaretta, ma tra poco vi farò un discorso su appunto che parte, diciamo, dal divieto di fumare all'aperto a Milano, ma prima voglio concludere il discorso su Ida Magli. In realtà voglio allargarlo, perché Ida Magli non fu la sola a denunciare appunto i pericoli dell'immigrazione incontrollata, e l'altra donna che si schierò apertamente contro l'immigrazione clandestina e puntò il dito anche contro l'immigrazione islamica, fu Oriana Fallaci. Fu Oriana Fallaci, un'altra donna con la quale mi onoro di aver lavorato, ma non voglio però parlarvi della Fallaci più nota su questi temi, che è la Fallaci della trilogia, cioè dei saggi scritti subito dopo l'11 settembre, ovvero La rabbia e l'orgoglio, La forza della ragione e l'Apocalisse. No, voglio parlarvi di un reportage meno conosciuto, pubblicato a puntate sull'Europeo, ma in parte anche sul Corriere della Sera, ed è il reportage che la Fallaci scrisse nel 1991, quando si combatté in Kuwait la prima guerra del Golfo. Infatti questo reportage, che pochi conoscono e che è stato raccolto in volume non da molto, con il titolo Sveglia Occidente, c'è il reportage dal Kuwait e altri reportage mai raccolti in volume, famosi come quello dal Messico, o insomma dai teatri di guerra che non erano già stati inclusi in altri volumi. Ecco, in Sveglia Occidente trovate anche quello che tra poco vi citerò e vi leggerò. E, è interessante perché si capisce che la Fallaci nel 2001 non è che arrivava così per ultima su un tema che conosceva poco. In realtà le cose che là troviamo scritte con il tono della predica le aveva già scritte nel reportage del 1991 di cui vi parlavo. Insomma, in pratica lei cosa dice? Dice che ehm, da questa guerra torno con una ferita che non si vede, non è una ferita esterna, una ferita che sanguina e lascia una cicatrice sulla pelle, è una ferita nascosta dentro i miei polmoni, una ferita che si rivelerà chissà quando, tra 6 mesi, tra un anno, tra 2. Cioè qui c'è la premonizione del suo tumore, poi le verrà un tumore ai polmoni, e dirà appunto che che è dovuto alla nuvola nera del fumo dei pozzi di petrolio che gli iracheni avevano incendiato, ma non si riferisce solo alla sua salute personale. In realtà nel corso dell'articolo poi spiega che in sostanza noi occidentali stiamo combattendo una guerra per liberare il Kuwait, ma in realtà il mondo islamico, ma neanche quello radicale, il mondo islamico, nelle persone anche degli sceicchi e dei mullah che incontra e che intervista, in realtà ci disprezza, ci odia e ci ritiene indegni di, come dire, di guidare ancora il mondo. Sono cose scritte molto, molto chiaramente. Dice appunto che attenzione, perché qua c'è una guerra e nella guerra, e c'è una guerra che è guidata contro l'Occidente, in teoria alleato, è una guerra guidata dai mullah dei quartieri periferici, delle moschee meno importanti, cioè i preti estranei all'oligarchia religiosa che insieme ai 5.000 principi della famiglia reale domina il paese. Qui sta parlando in particolare dell'Arabia Saudita. E quindi, insomma, a posteriori, se uno legge questo libro, appunto, può dire che la Fallaci sulla questione islamica era arrivata con un larghissimo anticipo. Naturalmente anche a lei non fu perdonato questo tipo di attenzione, questo tipo di posizioni, ma nel 91 la Fallaci era, come dire, era la giornalista, la più grande inviata italiana, e non era, diciamo, le idee erano
ancora espresse con il tono del reportage. Quando assumerà quello della pica, pur dicendo esattamente le stesse cose, allora si scatenerà un coro di dissenso nei suoi confronti, un coro che la ferì moltissimo. Comunque, adesso passiamo a un altro argomento tratto dall'attualità. Sicuramente avete seguito Milano, insomma, un po' al centro della cronaca in questi giorni, un po' per il Capodanno islamico che appunto non può sorprendere nessuno, no? Cioè, mi riferisco a quel gruppo di ragazzi, che un cospicuo gruppo di ragazzi che si sono arrampicati sul monumento in Piazza del Duomo esponendo bandiere di paesi appunto da cui provengono, la Turchia, l'Iraq e altre bandiere, e che hanno appunto insultato l'Italia, insultato la polizia, ha gridato tutta la notte all'Akbar. E va bene, a fronte dei testi che abbiamo letto non possiamo certo dirci stupiti che sia successo qualcosa di simile, ma è al centro della cronaca Milano anche per la decisione un po' come dire, ecoradicale di vietare il fumo anche all'aperto. Ora, se questa cosa fosse stata raccontata a Thomas Mann, che era uno che amava fumare, lui avrebbe probabilmente risposto come ha fatto a una persona che gli chiedeva appunto come mai fumasse. Beh, non capisco com'è possibile rinunciare alla parte migliore della vita, quindi fumare come parte migliore della vita. La letteratura e il fumo della sigaretta, della pipa, sono un classico, una coppia che va sempre insieme. Basti pensare, per quanto riguarda letteratura italiana, a Italo Svevo, al suo romanzo La coscienza di Zeno, dove uno dei capitoli, forse il capitolo più divertente, è quello in cui Zeno Cosini si impone di smettere di fumare, ma insomma non riesce, e dice sempre che quella che ha acceso è la sua ultima sigaretta, a cui segue un'altra ultima sigaretta, a cui segue un'altra ultima sigaretta e così via all'infinito. Ma anche un altro scrittore italiano, giornalista e scrittore italiano, ebbe una battuta molto divertente sul fumo, e l'Italia, perché che ben descrive la situazione milanese, disse Montanelli: "Strano paese il nostro, colpisce i venditori di sigarette ma premia i venditori di fumo." E anche questa è una buona battuta. Ma appunto si diceva che è una coppia inscindibile, letteratura e fumo. Beh, ad esempio, abbiam detto di Thomas Mann, se voi prendete La montagna incantata è strapiena di passi in cui i protagonisti pur tisici fumano tranquillamente sigarette. Un flâneur come Baudelaire non avrebbe mai rinunciato alla pipa, tanto è vero che in un suo verso leggiamo: "Sono la pipa di uno scrittore", così si definiva. E quindi bisogna pensare che in questo inizio 2025 se i grandi scrittori di un tempo avrebbero preso posizione sulla questione milanese, i grandi scrittori di oggi, ammesso che ce ne siano, invece l'hanno ignorata completamente. L'elenco che potrei fare è sterminato. Ad esempio l'esordio di Camilleri, che è quasi completamente ignorato, del 1984, era un filo di fumo. Luciano Bianciardi nella Vita Agra manda in fumo la capitale morale d'Italia, che sarebbe appunto Milano. E c'è un altro episodio tipicamente milanese che voglio ricordare, e me l'ha ricordato un amico che si chiama Giampaolo Serino, e che mi ricorda che nel gennaio di quasi 200 anni fa, cioè il 1° gennaio del 1848, per la prima volta ci fu un giorno in cui nessuno a Milano fumò all'aperto. Fu infatti il giorno dello sciopero del fumo, che è raccontato da uno storico, Lucio Villari, nel saggio Bella e perduta l'Italia del Risorgimento, un libro del 2009 edito dalla Terza. Questa è la descrizione di quella giornata. Era giorno di festa, al passaggio eleganti borghesi, noti aristocratici con signore, in carrozza o a piedi, operai con l'abito buono. Scene abituali, ma questa volta vi è qualcosa di strano. Gli uomini per strada non fumano. Si era capillarmente diffusa la parola d'ordine di non fumare. Milano era percorsa da fermenti patriottici contro
il rigido controllo diretto dell'impero asburgico, un'inedita forma di protesta che mirava a provocare un danno economico all'erario imperiale che deteneva il monopolio dei tabacchi. Quindi lo sciopero del fumo per creare un danno all'erario austriaco. Ma concludo con uno dei miei libri di culto, che è Noi, dello scrittore russo Zamyatin, che è stato uno dei primi dissidenti russi, ed è stato anche il principale ispiratore di George Orwell, che era un altro che fumava da matti nonostante non potesse per motivi sempre di problemi polmonari. Ma insomma, in questo romanzo di fantascienza, Zamyatin immagina una società in cui lo Stato non ti lascia mai da solo, ti osserva sempre e comunque, e diciamo addirittura i cittadini sono costretti a vivere in case con i vetri dappertutto, case che siano appunto trasparenti, in modo che si possa guardare quello che uno fa nel suo privato per modo di dire. In questa società, che è una società anche salutista, è assolutamente vietato fumare, e infatti il gesto di ribellione con il quale il protagonista decide di opporsi finalmente a questo sistema di potere è esattamente quello che state immaginando: prendere una sigaretta e accendersela. E con questo ho chiuso, vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo su Radio Libertà con Alta Tiratura.